si sente, sono le 18 in punto, noi abbiamo un'ora di tempo, quindi andremo a ritmi abbastanza serrati con interventi esaustivi ma sintetici. Oggi parliamo di finanza ed etica, quale banca per il bene comune, organizzato da Studium Fidei, come sapete, dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e dall'ANDE, Associazione Nazionale delle Donne Elettrici. Elettrici? Prego? Elettrici, altrimenti sarebbe elettrico. Cioè. Prima di tutto io lascerei la parola a Pierluigi Mediot, che è il segretario generale della Camera Venezia Giulia, direttore dei Confidi Venezia Giulia, per un breve saluto. Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. È sempre un grande piacere collaborare come Camera di Commercio della Venezia Giulia con l'associazione Studium Fidei, in particolare questa sera con Ande. I temi che propone sono temi di grande interesse, di attualità, ma soprattutto le riflessioni che su quei temi vengono fatte sono riflessioni particolarmente significative, importanti, che cercano di dare risposte anche talvolta non semplici e banali alla complessità dei temi stessi. Il tema della finanza e del credito è un tema particolarmente significativo, particolarmente importante per la Camera di Commercio della Venezia Giulia, ma per tutto il sistema camerale nazionale. È talmente importante che per il triennio 2026-2028 l'Union Camere Nazionale lo ha inserito tra i 4 temi più importanti per poter utilizzare la risorsa principale della Camera di Commercio, il diritto annuo, e quindi promuoverlo per affrontare quelle che sono le esigenze di credito delle imprese. È un aspetto che rileva in maniera ancora più pregnante nel tessuto socio-economico della Venezia Giulia, perché è un tessuto di micro, piccole e medie imprese, così come la maggior parte del tessuto regionale, circa il 94,8% delle imprese della nostra regione sono connotate tra micro, piccole e medie imprese, e per certi versi, pur se in un contesto di visione assoluta può rappresentare una debolezza, invece rappresenta una grande forza, se non addirittura l'ossatura del tessuto stesso. Quindi facilitare l'accesso ai finanziamenti per il mantenimento, per la crescita, per lo sviluppo, per gli investimenti delle imprese è una delle azioni che da tempo viene declinata e sarà declinata in maniera ancora più incisiva anche attraverso strumenti di digitalizzazione spinta nel prossimo futuro. Noi come Camera di Commercio lo facciamo attraverso una significativa collaborazione con il Confidi Venezia Giulia, Consorzio Garanzia Fidi della Venezia Giulia, che nella sua costituzione Trieste con Gorizia, Gorizia con Trieste, ha seguito la linea che avevamo tracciato dal 2016, precursori della riforma delle Camere di Commercio come Camera di Commercio stessa. Parlare di Confidi e coniugarlo con l'etica significa riconoscere il ruolo etico che lo stesso sviluppa nel contesto della finanza, perché è la perfetta evoluzione della finalità mutualistica che costituisce lo scopo di istituzione del Confidi. Come la finanza etica, anche il Confidi pone al centro della sua operatività la persona che in questo contesto viene intesa come soggetto imprenditore capace di intraprendere nelle varie attività economiche e sociali. La conoscenza che il Consorzio ha dei suoi soci, delle imprese e del complesso del tessuto imprenditoriale locale, che viene qualificato per quanto riguarda la Venezia Giulia più da un terziario evoluto oltre che da artigianato e industriale, è il valore aggiunto della sua operatività per soccorrere e garantire quei finanziamenti bancari che le imprese richiedono per svolgere la loro attività in un contesto non sempre facile e con le problematiche anche che talvolta sovrastano una semplice congiuntura regionale. A noi ci piace dire che tecnica e cuore
sono i paradigmi istruttori che mettiamo nell'analisi che il Confidi esamina ed evade delle singole richieste. Quindi, seppure la norma imponga un'analisi dei numeri, non solo aridi numeri, importanti sicuramente, significativi, bilanci, piani industriali, linee evolutive, ma anche l'aspetto umano che attraversa la storicità della vita imprenditoriale quale elemento sostanziale e dirimente per riconoscere il valore dello stesso nel contesto dello sviluppo economico sociale del territorio. La maggior parte delle richieste di intervento del Confidi riguardano proprio uno dei mezzi di attuazione che la finanza etica pone al centro dell'operatività, il microcredito. Un microcredito che risulta il più delle volte un aiuto anche alla speranza di riuscita dell'iniziativa e dell'attività imprenditoriale. Io ricordo sommessamente che una delle iniziative più importanti che abbiamo fatto come Confidi, mettendo 90 a cuore e 10 tecnica, è stato il sostegno alla liquidità delle imprese in epoca Covid, in cui abbiamo garantito il 100% dei finanziamenti delle imprese e delle richieste di imprese. E devo dire la verità che dal 2020 ad oggi quella fiducia che abbiamo posto nelle imprese che di Trieste e di Gorizia sono ricorse in maniera massiccia, perché se vi do il numero di garanzie che abbiamo dato si attesta sui 22 milioni di euro, ad oggi l'insolvenza non supera il 3-4%. Vuol dire che aver messo l'etica, aver messo il cuore nel sostegno del nostro tessuto ha sicuramente pagato. Questo è quello che facciamo, quello che cerchiamo di fare, quello che portiamo avanti come Confidi, come Camera di Commercio, e che lo faremo in maniera ancora più incisiva perché crediamo nelle potenzialità della persona che sviluppa la capacità imprenditoriale nelle forme giuridiche ed economiche che prevede la norma. Quindi do il benvenuto a tutti voi, il saluto del Presidente Antonio Paoletti, che si scusa infinitamente di non essere qui per un imprevisto, e buon lavoro veramente sostenendo sempre le iniziative di Studium Fidei per l'intelligenza che lei stessa propone. Grazie. Grazie Emilio. Passo la parola a Marina Rinaldi Cioli, Presidente ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere vedervi così numerosi per così sviscerare un argomento molto importante. Io rappresento ANDE Trieste, associazione che è nata nel 1947 dopo che le donne hanno avuto la possibilità e il diritto al voto. È stata fondata da Carlotta Orlando e a Trieste è stata fondata nel 1983. È un'associazione che rappresenta un punto di riferimento significativo nel panorama culturale e sociale della nostra città. Facciamo incontri pubblici, facciamo dibattiti, iniziative formative e culturali. ANDE contribuisce da subito alla crescita di una coscienza civica ed è molto attenta ai valori della democrazia, della partecipazione e al ruolo delle donne nella società. Siamo un'associazione politica ma apartitica. Ognuno deve rendersi conto di quello che è la politica nel nostro Paese, anche la politica internazionale possibilmente, aver contezza di quello che succede nel mondo, però ognuno poi vota come crede, naturalmente, non facciamo partitismi. Quando si parla di finanza si pensa ad un mondo senza scrupoli, con il dichiarato intento di massimizzare i profitti, come nella gestione finanziaria degli anni '80. Oggi l'atteggiamento è molto cambiato, guardando perciò con più attenzione ai bisogni delle persone con i finanziamenti e all'ambiente con gli investimenti sostenibili. La finanza etica ha come scopo ultimo il benessere collettivo. Nel quadro generale restano sempre le domande sulle criptovalute, per esempio, se si parla di soldi, che in realtà non hanno alcun controllo. Ora mi pare
molto più giusto dare la parola ai relatori che sono eccezionali, che ci illumineranno su questo tema di grande importanza. Grazie. Grazie a te. Grazie Presidente Cioli. Allora passo la parola a Don Ettore Malnati, teologo, Presidente del Studium Fidei, promotore La ragione per cui noi abbiamo voluto questo momento è nel ricordo di 60 anni della conclusione di un evento internazionale, interculturale, interreligioso, che è stato il Concilio Vaticano II. In modo particolare, poi i relatori presenteranno nelle angolature loro proprie questo terzo capitolo della Gaudium et Spes, che così si titola Vita economico-sociale. Sono i numeri dal 63 al 72 che focalizzano che il centro dell'economia non è il profitto, è l'uomo, è la persona umana nella sua dimensione, diciamo, di individuo, di collettività. Oltre al Concilio Vaticano II, quindi, ci sono poi le testimonianze della Populorum Progressio di Paolo VI, poi ovviamente il valore che Papa Francesco ci ha offerto con la Laudato Si, ma anche il grande intuito di Papa Benedetto nella Caritas in Veritate, dove ha collaborato anche l'arcivescovo nostro Crepaldi con grande lavoro proprio di focalizzazione antropologica e sociologica. Noi abbiamo avuto l'onore di avere questo ecclesiastico come vescovo di questa città e in questi giorni, prossimo mese di marzo, il 19, farà 25 anni di episcopato, quindi vorrei un applauso da parte vostra. Quindi lascio molto volentieri la parola al rettore e al professore che lei ci ha indicato per valutare la dimensione etica di un'economia necessaria proprio perché ci sia la promozione del soggetto e la promozione della comunità umana. Grazie Don Ettore. Allora, possiamo cominciare la tavola rotonda, il convegno vero e proprio. Questo pomeriggio abbiamo Donata Vianelli alla mia sinistra, rettrice dell'Università di Trieste, docente di economia e gestione delle imprese, il professor Alberto Driassi, questo lo leggo, è lungo, vice direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, docente di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Trieste. Buonasera. Allora, io partirei dalla rettrice, visto che abbiamo parlato di un mondo senza scrupoli, diceva la Presidente, quello della finanza e in parte anche dell'economia, mi chiedo e le chiedo se, come in un mondo che appunto appare sempre più spregiudicato da un punto di vista anche politico, ma anche finanziario, sociale ed economico, come è possibile dal punto di vista didattico tenere legati, diciamo, ancorati i ragazzi, gli studenti, i giovani a un mondo invece dove l'etica probabilmente, speriamo, prende il sopravvento sulla società attuale che vediamo. Un domandone impegnativo. Domanda impegnativa. Eccoci. Io intanto ringrazio anche di questo coinvolgimento. Da un lato io come rettrice e poi il mio collega che è esperto di banche, quindi che ha approfondito molto il tema della banca etica. Dal mio, diciamo, punto di vista, ecco, quando si guarda la domanda che è stata fatta, no? Come mantenere ancorati i giovani. Io vedo la comunità che rappresento, che è una comunità ovviamente molto numerosa all'etica, e bene, è una domanda una risposta con risposte, diciamo, non semplici. Quello che posso dire è certamente i giovani nascono etici, i giovani che noi conosciamo tendenzialmente sono etici,
E quindi il problema principale che dobbiamo affrontare è proprio quello di non deluderli, quindi riuscire a tenerli ancorati all'etica che per loro è naturale, con dei comportamenti che non sono contraddittori, con dei comportamenti che confermano la bontà dei valori etici. E questo non è facile. Prima si è detto, no, affrontare anche dal punto di vista didattico. L'etica non si insegna. Io tante volte ho molta esperienza anche in insegnamento, anche in università estere, e in moltissime università c'è il famoso corso, no, all'estero di business ethics, perché quando si parla di management, quando si parla di impresa, quando poi si parlerà di banche, la prima domanda è: quando c'è di mezzo il profitto, siamo sicuri che ci sia l'etica? I ragazzi che formiamo sono ragazzi che porteranno avanti un comportamento etico, che faranno delle scelte di impresa etiche? Ebbene, ecco, io non ho mai insegnato etica, ma io penso che l'etica in tutti i nostri contesti, quindi non solo universitari, ma spesso universitari a maggior ragione, non si insegna ma si deve dimostrare, e le occasioni sono tantissime. Penso al nostro mondo, che è un mondo molto diversificato. Noi abbiamo l'occasione certo di insegnare etica quando parliamo di banche, quando parliamo di imprese, ma abbiamo soprattutto l'occasione di insegnare a tanti ragazzi di essere etici come impresa, ad esempio l'università, etici nelle valutazioni, etici nella trasparenza, perché molto spesso un elemento dell'etica, che è quella che veramente anche porta apprezzamento e valore al bene comune, è la trasparenza che dobbiamo avere nelle nostre imprese, nella nostra realtà, la condivisione di informazione, che spesso non è così scontata. Etica vuol dire, ad esempio, i giovani sono spesso etici nell'inclusione, e allora ci si domanda: nella nostra vita quotidiana, da tutti i punti di vista, siamo abbastanza inclusivi nella gestione, ad esempio, delle imprese università, oppure nel momento in cui insegniamo l'inclusione? Penso ad esempio nell'ambiente universitario anche tutto il tema della disabilità, che non va, come dire, insegnato. Il problema è quando io organizzo delle manifestazioni e dopo mi trovo senza la rampa che magari consente agli invalidi di raggiungere il punto dove c'è la manifestazione. Quindi ecco, un punto fermo secondo me nel dire come si trasferisce il tema dell'etica nei giovani è quello di non tanto insegnare quanto dimostrare in tutte le nostre scelte quanto siamo etici. E prima è stata citata una cosa che è il profitto, perché spesso si, come dire, confonde il raggiungimento del profitto da una massimizzazione del profitto un po' indiscriminato. L'obiettivo delle imprese è quello di riuscire a raggiungere il profitto rispettando la dimensione umana, garantendo welfare, ad esempio, nelle nostre realtà, offrendo ad esempio agli studenti o ai nostri dipendenti un servizio adeguato che costa, mantenendo però il profitto, perché anche il profitto e quindi la sostenibilità dell'impresa fa parte dell'etica, è un'etica legata anche al fatto che noi dobbiamo garantire il posto di lavoro ai nostri dipendenti, quindi è un profitto che deve convivere con un equilibrio che non è facile da gestire. E allora lì, ecco, qui aggiungo un tema: quando si parla di etica si parla sempre di una complessità molto forte, perché l'etica non ha spesso, anche le decisioni che noi chiamiamo così etiche, non sono decisioni con una sola risposta. Molto spesso abbiamo delle alternative, è molto difficile fare delle scelte etiche, perché spesso una scelta ti porta verso una certa direzione che porta bene alla persona, ma anche un'altra scelta magari
ha degli aspetti negativi da una parte, ma dall'altra ha degli altri aspetti etici, e quindi convivere con il tema dell'etica, cercare di agire in modo etico, vuol dire sempre essere un po' in bilico con tanti elementi di complessità che i giovani devono imparare. Spesso ad esempio capita di parlarne, dopo si parlerà di banca e lascerò la parola al collega Alberto Dreassi, ma spesso nell'impresa, quando si parla di scelte di impresa, parlare di etica e parlare di scelte etiche vuol dire parlare di temi complessi che creano competenze nelle persone. Quindi un aspetto secondo me molto da considerare proprio nell'etica, anche nel trasferire ai nostri giovani, alle nuove generazioni, è la capacità di vedere l'etica non come un limite, ma come un'acquisizione di competenze. Essere un manager, ad esempio, etico, essere una banca non necessariamente banca etica, ma una banca che si comporta in modo etico, vuol dire acquisire delle competenze, vuol dire essere competente e saper gestire la complessità delle scelte nel rispetto delle persone, nel rispetto dei ruoli occupati, anche ad esempio le scelte di carriera, le scelte di valutazione, ad esempio all'interno delle aziende, le scelte anche nei prodotti da commercializzare o da non commercializzare, le scelte nel fare certe ricerche oppure non fare certe ricerche. Ad esempio parlo non solo all'interno dell'università, ma anche in tantissime aziende dove si cerca di fare innovazione. Quindi ecco, il tema è sicuramente molto complesso, è un tema che non ha una risposta univoca. Certamente essere etico fa crescere, perché ovviamente ci poniamo di fronte a tanti aspetti dell'azienda, del mondo bancario, del mondo finanziario, non con un approccio come dire univoco, ma un approccio che vede poi la necessità di identificare tante scelte alternative. Quindi c'è una complessità, ecco, che di volta in volta bisogna affrontare. Ecco perché etica non come limite, ma come competenze, e etica va affrontata con pensiero critico. Quindi parlare anche oggi di etica è un'occasione proprio per crescere nell'insegnare il pensiero critico alle persone, riflettere e capire che spesso anche certe scelte non sono etiche o non etiche, ma sono delle scelte dove torniamo a considerare quelli che sono i valori della società, e quindi com'è che facciamo scelte etiche facendo crescere il bene comune o rispettando il bene comune. Grazie. Bene, un mondo complesso, e proviamo allora in qualche modo a sbrogliare questa matassa, a renderla un po' più semplice e soprattutto a scendere nello specifico, nella materia viva. Quindi chiedo al professor Dreassi, parliamo di etica, parliamo di banche, mi sembra naturale mettere insieme in una sola locuzione ovviamente questi due sostantivi, cioè banca etica, sostantivo e aggettivo, chiedo scusa. No, cosa sono le banche etiche e se sono effettivamente etiche, come si dice, oppure bisognerebbe apportare dei correttivi. Ok, è un esercizio un po' pericoloso perché si rischia di dare l'impressione che si parli di una banca in particolare, che è esattamente quel nome, che pur facendo parte di questo universo non è l'unica, non è la sola, e nasce con questa idea molto forte, però non è limitato a quel soggetto. Allora, da un lato ci sono tipologie di banche che per loro natura, per come sono nate, per statuto, abbracciano questo genere di dimensione e affondano le radici in 150 anni, anche diciamo con forti legami con la religione, con insomma, l'etica religiosa. Quindi banche di credito cooperativo, banche popolari, e
cosa hanno in comune anche con i confidi che abbiamo visto prima? L'idea che il principio mutualistico è una forza dirompente che può accrescere il benessere di tutti e al contempo portare crescita, portare profitti, portare risultati. Quindi da un lato c'è chi ne fa la propria missione, addirittura nel proprio nome, ma dall'altro lato ci sono tantissime, sono centinaia ancora di soggetti di più piccola dimensione che compaiono meno spesso sui giornali, ma che stando attenti, guardandosi intorno nella comunità, fanno molto. Quando diceva prima, no, la finanza che dà l'idea di essere un mondo senza scrupoli, io credo che in realtà purtroppo quelli senza scrupoli sono quelli che fanno più rumore e fanno più notizia. È molto più difficile invece fare notizia con qualcuno che ha fatto con diligenza il proprio dovere, lo ha fatto molto bene, anzi ha fatto un pochino più di quello che avrebbe dovuto fare. Questo difficilmente fa notizia. Noi ci siamo tentati di pensare che uno si è comportato male, quindi tutti si comportino male. Anche però banche che non hanno nello statuto, che non hanno come diciamo, forza generatrice, quindi banche un po' più grandi, più internazionali, negli ultimi decenni si sono rese conto sempre di più, un po' a forza di interventi del regolatore, quindi dell'autorità di vigilanza, che si sono rese conto per prime di questo, anche diciamo, su spinta di chi fa ricerca, ma poi si sono rese conto nei freddi numeri che quelle di loro che avevano per prime cominciato ad abbracciare questo genere di comportamento, questo genere di investimenti, con mille fatiche, con errori, ma di fronte a shock esterni, che poteva essere la pandemia che è stata richiamata, una crisi finanziaria, una catastrofe naturale, ne uscivano meglio di chi invece era arrivato in ritardo o non aveva pensato che potesse essere utile. Quindi da un lato è abbastanza dibattuto se abbracciare la dimensione etica voglia dire semplicemente fare filantropia e rinunciare a un reddito, il che non sembra assolutamente vero. Però l'evidenza più chiara e più forte è che di fronte a shock esterni anche la comunità in cui sono presenti quelle banche sono più resistenti se a monte l'attività di selezione del credito, di costruzione dei prodotti, di come vengono proposte alla clientela, tiene in considerazione anche questa dimensione. Molto bene, grazie. Rettrice, mi chiedevo se questa branca specifica delle banche etiche in qualche modo potrebbe rientrare in futuro in un assunto più didattico, diciamo, no? Se sarebbe possibile in qualche modo sviluppare una didattica che comprenda anche le banche etiche, che oggi invece sono un po' più, come dire, escluse le banche cooperative e quant'altro, sono un po' più marginali, diciamo così. Ma allora il tema della banca etica viene trattato a lezione e quindi i colleghi di area bancaria, di finanza, è chiaro che affrontano questo tema. Come insegnamento, come approfondimento poi forte, secondo me le università non vanno in quella direzione, ma non vanno anche perché è vero che ci sono le banche etiche per definizione, come appunto ha ricordato il collega Dreassi, ma è vero anche che se guardiamo a molte banche presenti, pensiamo ad esempio soprattutto alle banche anche più piccole legate al territorio, hanno nella loro dimensione quello di essere etiche. Etico non vuol dire ovviamente rinunciare al profitto, ma vuol dire supportare il territorio, vuol dire ad esempio noi abbiamo banche che fanno prestiti ad honorem a giovani ricercatori, a giovani studenti anche per fare il loro corso di laurea, sono banche del territorio che supportano in manifestazioni, supportano iniziative territoriali che vanno poi a favore della comunità, sono banche che ovviamente anche hanno una loro etica nel gestire quella che è una tipologia di clientela che magari è più retail, quindi più diciamo la clientela alle famiglie piuttosto che le aziende, piuttosto che la clientela istituzionale. Quindi più che fare del tema banca etica proprio un elemento di insegnamento,
quello che cerchiamo di fare è di evidenziare come una normale banca può essere etica. Anche una grande banca ne ha la possibilità, ma spesso sono le piccole che operano nella comunità locale che hanno la grande occasione ovviamente di supportare il proprio territorio, la propria regione in iniziative che ritengono di valore. Quindi quello che si deve insegnare anche quando parliamo un po' in modo trasversale anche su altri insegnamenti è come una banca, come un'altra impresa può ad esempio vendere i propri prodotti, i propri servizi tenendo l'etica come diciamo punto di riferimento, oppure come una banca nella gestione della banca, nella gestione del personale mantiene un approccio etico, come una banca ad esempio evita di fare differenze anche in termini di, quindi diciamo di parità di accesso al credito utilizzando ovviamente ad esempio gli stessi tassi di interesse. Quindi su questo c'è un'attenzione che secondo me è chiaro che ovviamente è legato anche ad aspetti normativi, ma c'è anche, soprattutto nelle banche locali, una diciamo motivazione proprio per fare del bene nei confronti del territorio. Quindi io lo riterrei quasi un po' negativo dire parliamo solamente di banche etiche, e se posso dire, visto che ci sono poche banche etiche e tante banche, io voglio sperare che ci sia un comportamento etico del resto delle banche, oltre che delle banche etiche. Banca etica io l'ho vista sempre come una banca che ad esempio anche quando fanno gli investimenti li fa ovviamente in iniziative, anche in fondi che sono ad esempio sostenibili, rispetto dell'ambiente, iniziative sociali eccetera eccetera, però io vedo che anche nelle banche normali, quindi la classica banca, c'è un'attenzione verso questi aspetti, quindi ad esempio di non fare investimenti che sono contro l'etica della persona. Esistono oggi nelle banche delle liste nere di fondi che sono chiaramente legati ad esempio a soggetti che finanziano armi, che finanziano ovviamente zone di guerra, quindi oggi anche in normali banche ci può essere l'impegno a distinguere che cosa è etico, che cosa ad esempio è sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e anche con una gestione economica, e che cosa etico non lo è affatto. Personalmente apprezzo molto quando le banche fanno delle scelte in favore dei giovani, in termini di ovviamente apertura carriera, ad assunzioni nei confronti delle banche, in termini di iniziative, in termini di appunto come si diceva prima anche fare dei prestiti ai giovani che vogliono studiare, perché ahimè oggi, lo dico da rettrice, studiare costa. Anche se noi facciamo il possibile per togliere le tasse, ma ahimè vivere, oggi anche siamo qua a Trieste, vivere in una città come Trieste costa, e spesso ci sono famiglie con 2 o 3 fratelli che studiano in contemporanea, dove hanno anche lavori, anche situazioni di disoccupazione in famiglia, situazioni di grande difficoltà. Ecco, banche che fanno dei prestiti che poi a ragazzi bravi, perché ci sono ragazzi veramente bravi e che se riescono a laurearsi riescono poi velocemente a restituire i prestiti, ecco, queste sono delle belle banche che possono veramente fare qualcosa per il merito di ragazzi che sono giovani, quindi insegnano anche a questi ragazzi proprio il tema dell'etica. Molto bene. Grazie. Professor Dreas, abbiamo visto in passato alcune scelte, diciamo, da parte di banche o di istituti finanziari che hanno, come dire, sono stati forse troppo spregiudicati. Ricordo qualcosa di tipo bond argentini tanto tempo fa, eccetera. Ora ci sono tutta una serie di enti di controllo
l'ISVAP per le assicurazioni, la Consob per le banche. Mi chiedo se occorrerebbe in qualche modo aumentare il sistema di controllo o perfezionarlo perché le banche siano davvero etiche. No, è vero ovviamente quello che dice la rettrice, che le banche mutualistiche, insomma quelle cooperative, quelle legate a un territorio in qualche modo, che hanno questa prossimità anche sociale con i propri clienti, in qualche modo si sentono forse più responsabili rispetto alla grande banca, al grande istituto internazionale che non conosce probabilmente nemmeno, non dico tutti i suoi clienti, ma buona parte dei suoi clienti. E quindi quali possono essere i sistemi per controllare perché le banche diventino più etiche? Allora, anche questa è una domanda complicata, perché le authority esistono per garantire la stabilità del sistema bancario, assicurativo, finanziario in generale, e per garantire la protezione del contraente debole, quindi del cliente più piccolo che si trova davanti a questo mollo, che si trova con meno armi a disposizione nella contrattazione. Ciò nonostante, i regolatori, soprattutto europei, negli ultimi 12 anni hanno spinto molto nella direzione innanzitutto di chiedere ai soggetti, a partire da quelli più grandi, vuoi perché hanno più risorse, ma vuoi anche perché sono quelli che possono avere impatti più grandi, di far conoscere meglio, quindi di rendicontare, di misurare, analizzare e dichiarare pubblicamente poi quello che effettivamente fanno nella dimensione ambientale, in quella sociale, nella loro struttura di governance. E questo a partire dal 2014, e da lì in poi, normativa dopo normativa, questa attenzione a questa dimensione si è stretta sempre più. È ovvio che la posizione delicata del regolatore è quella di, in un libero mercato, di non dover dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. E infatti sta chiedendo: fammi sapere cosa fai, senza dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. È sul tavolo, sia per banche sia assicurazioni, una discussione su debbano esserci dei requisiti prudenziali per spingere ancora di più in quella direzione, sempre con questo delicato ruolo di non poter essere autorità di vigilanza e anche consiglio di amministrazione di questi soggetti. Però nel frattempo, già nel dover dare trasparenza a quello che si fa, molti soggetti, anche grandi, che apparentemente potrebbero, senza queste normative, fare dell'altro, invece si sono allineati molto in fretta. L'attenzione più recente però, siccome si tratta di attività umane, è trovare strumenti per individuare chi cerca le scorciatoie, cioè chi cerca di travestirsi da grande attento a questi temi e poi in realtà, andando a guardare effettivamente la percentuale di budget allocata a questo genere di iniziative, uno vede 0, qualcosa per cento. Allora tanta pubblicità per poi la sostanza molto piccola, questo è in maniera crescente attenzionato dalle autorità di vigilanza. Quindi sono attente a questo tema, di nuovo perché l'evidenza che questo faccia bene alla stabilità del sistema finanziario c'è, con la delicatezza di non poter mettere troppo i piedi dentro i consigli di amministrazione, però la vigilanza si sta muovendo. È ovvio che, come tutte le attività umane, è imperfetta e quindi si impara strada facendo. Comunque sì, l'attenzione c'è, questo è un dato di fatto. Grazie. Allora farei ancora un giro di domande, siamo stati velocissimi, sono le 18:38, farei ancora 2 domande, in realtà ce ne avrei tantissime, però insomma, ci manteniamo. Rettrice, lei in parte ha già accennato a quello che le stavo chiedendo prima, a quello che sto per chiederle, e cioè se si possono coniugare, se sono compatibili in un istituto economico-finanziario profitto ed etica, se potesse approfondire questo concetto. Allora, il tema profitto ed etica è sempre, diciamo, un po' alla base di tutte le scelte dell'impresa. Io di solito nella prima lezione che faccio anche agli studenti, anche quando parlo proprio di economia e gestione delle imprese, quando parlo di vendita, perché soprattutto quando parliamo dell'attività di commercializzazione dei prodotti e dei servizi c'è sempre la connessione, un po' l'anello finale, la vendita è l'anello che ci collega poi a chi compra, quindi di fatto nel momento della vendita, anche quando qualcuno parla del tema del marketing, che ha sempre un po' questa connotazione, no? Quasi negativa, lo si collega al voler massimalizzare
massimizzare il profitto, quasi a voler imbrogliare il consumatore, no? senza etica. E nella prima lezione di solito in cui parlo di attività di vendita, devo sempre spiegare che la difficoltà enorme che c'è nel rapporto dell'impresa con il mercato è quello di trovare un corretto equilibrio tra il raggiungimento del profitto e la soddisfazione, il rispetto, l'attenzione al consumatore, che se pensate sono due cose esattamente opposte viste così. Io da un lato, se voglio dare un servizio ad esempio di più alta qualità al consumatore, devo avere più costi, devo spendere molto di più, ma se io spendo molto di più, se io spendo tanto, è chiaro che questo mi va ad impattare negativamente sul profitto, perché ovviamente avrò molti ricavi ma anche tantissimi costi, e addirittura se io spendo troppo per questo consumatore, perché dico voglio fare al meglio, rischio addirittura di avere dei costi che sono superiori ai miei ricavi. Quindi che cosa succede? Io, volendo fare del bene al consumatore, porto poi ad avere una perdita, la mia impresa avere una perdita, e quindi poi a mandare anche a casa nel breve e lungo periodo anche un sacco di dipendenti, no? E allora questo dici, è etico? No, non è etico, perché tu davanti in azienda hai le famiglie, hai i tuoi dipendenti, dall'altro hai i clienti che ovviamente devi soddisfare, devi dare dei servizi adeguati e darli di qualità. Allora la grande difficoltà proprio dei manager, di chi lavora nelle imprese, di chi lavora anche nelle banche, quando parliamo di condizioni, no, bancarie, è quello di riuscire a garantire questo equilibrio tra il rispetto del cliente, la qualità che posso offrire al cliente, massima che posso offrire al cliente, e il profitto dell'impresa che deve esserci, perché altrimenti non garantisco una sostenibilità economica di lungo periodo. Quanto è semplice questo? Non è semplice. Non è semplice ed è forse una delle difficoltà più grandi dell'impresa, dove appunto il discorso è sempre devo garantire abbastanza qualità, devo stare attenta, perché se diminuisco la qualità è vero che nel breve periodo mi aumentano i profitti, ma nello stesso tempo poi con un passaparola negativo, quando il consumatore si accorge che non offro qualità, a questo punto poi l'impatto negativo sui profitti avviene nel lungo periodo. Quindi c'è sempre questo aspetto molto complesso. Nella gestione di impresa il tema del profitto c'è in tanti punti, diciamo, di quella che è la catena del valore, no? L'impresa, che può essere un'impresa produttiva, può essere un'impresa di servizi come la banca. Perché questo? Perché ovviamente il profitto è ricavi meno costi, e quando guardo ai costi ecco lì che io devo andare ad analizzare l'impresa e capire se posso assumere ad esempio nuovo personale o se non posso assumerlo. Devo capire se posso aumentare ad esempio la qualità del prodotto o non posso aumentare la qualità del prodotto. Quando si parlava prima di complessità etica, la complessità sta in questo. Io devo agire in modo etico, ad esempio nella gestione del personale, facendo sì che le persone abbiano dei carichi di lavoro adeguati, altrimenti la gestione non è etica, ma nello stesso tempo devo stare attenta a non far crescere enormemente i costi del personale, quindi devo stare attenta a cogliere, diciamo, questo equilibrio su quell'aspetto, diciamo, della gestione. Devo ad esempio fare ricerca e ad esempio gestire anche i miei prodotti nel mercato, facendo attenzione ad avere in qualche modo la massima marginalità senza essere in qualche modo non etico rispetto
i consumatori che ho davanti. Vi faccio un esempio molto pratico, perché io facevo sempre una mia domanda agli studenti e studentesse che avevo in aula. Ci sono ad esempio delle aziende che vendono, pensiamo ad esempio il caso dei cosmetici, le creme. Ci sono aziende che producono creme e producono creme estremamente innovative che vengono vendute nelle profumerie e che sono estremamente costose. Ma le stesse aziende vendono anche, ad esempio, nelle farmacie e vendono anche nei supermercati. Allora, la stessa crema, ovviamente su quella crema, io ho fatto tanta ricerca, ho investito probabilmente tanto profitto anche, perché i profitti dell'impresa poi l'anno successivo anche vengono reinvestiti in ricerca e sviluppo. Allora, quando io realizzo la prima volta una crema, questa crema mi costa tantissimo e io la vendo a chi? La vendo ad esempio nelle profumerie, dove sappiamo, quando anche ad esempio andiamo a comprare una crema in profumeria, vediamo creme che costano 80, 100, addirittura 150 euro, quindi dei prezzi molto elevati. E lì vanno le persone che sanno di voler il modello, diciamo, l'ultima innovazione, vogliono il prodotto nuovo, possono anche spendere. La stessa crema poi, con una confezione un po' diversa, con un anno, 2 anni dopo, quindi non più innovativa, passa ad esempio alle farmacie. Allora la farmacia, ecco che il prezzo diminuisce. E poi magari dopo 3-4 anni la stessa crema che avevo in profumeria passa al supermercato, dove quel prodotto da 100 euro diventa una confezione da 10 euro. La confezione di plastica è un prodotto certo innovativo, ma non è quello che promette nella profumeria 150 euro, cancellazione delle rughe entro una settimana. Al supermercato è una buona crema. Allora io domando agli studenti spesso: ma è etico questo? Noi stiamo vendendo lo stesso prodotto a prezzi completamente diversi, dove c'è un gruppo di consumatori, di consumatrici che paga l'innovazione e fa sì che le persone, ad esempio, che comprano il prodotto al supermercato o perché non hanno interesse, perché vogliono semplicemente una buona crema o perché non possono permettersi una crema buona e spendere così tanti soldi, ecco, spesso chiedo: ma è etico questo? È etico ed è un modo per l'impresa di garantire, di dare accessibilità di un buon prodotto a tutte le fasce della popolazione. Quindi è un modo per fare profitti, perché è chiaro che se fai ricerca devi essere poi anche ripagato, ma nello stesso tempo di far sì che ogni gruppo di consumatrici paghi quello che è disposto a pagare, quello che anche tiene a pagare, e poi un po' alla volta lo porta a chi anche non ha accesso alla crema. Allora, vogliamo far pagare a tutti 50 euro? Qualcuno può permetterselo, qualcuno assolutamente no. In questo modo, con questa ad esempio gestione del profitto che viene in questo modo raggiunto, sei da un lato in grado di garantire la sostenibilità dell'impresa e dall'altro sei etico perché garantisci l'arrivo, l'accessibilità di un prodotto buono a tutti, a chi ha redditi più alti e a chi ha redditi più bassi. Grazie, avremo di che riflettere stasera. Se vuole aggiungo un aneddoto, visto sul legame fra profitto e etica, ma nel settore finanziario. È un aneddoto da 14.000 miliardi di dollari più o meno, sono 12 zeri. I zeri non contano. Perché
da qualche anno, se uno va a leggere le lettere che scrive una persona che si chiama Lawrence D. Fink, il nome non vi dirà nulla, solo che è la testa di una società che si chiama BlackRock, che è il più grande fondo di investimento del pianeta. Non verrà santificato, cioè non subirà il processo di beatificazione visto il ruolo che ha, però in quelle lettere lui scrive a tutti gli amministratori di tutte le società partecipate, e sono migliaia e migliaia, e si trova traccia a un certo punto di quando lui dà per scontato che le società partecipate gli portino dei rendimenti. Cioè, questo lo do per scontato, altrimenti non ti avrei scelto, ma mi devi far capire bene qual è il ruolo sociale che tu vedi per la tua impresa, perché quella è la cosa che mi garantisce non quello che mi hai già dato, ma che continuerai a produrre risultati negli anni che vengono. Poi anche lui ha i suoi scheletri, ma è una delle lettere, insieme a quelle di Warren Buffett, più lette all'interno del mercato finanziario. E da anni lui sostiene: se la tua impresa non ha capito, non sa spiegare qual è il suo ruolo sociale, non è detto che sia destinata a durare. Bene, abbiamo 9 minuti, io farei, prima di dare la parola a Don Ettore per le conclusioni, farei un'ultima domanda a lei, professore. È un domandone da ore e ore, perché le dico solo il sostantivo veramente in questo caso, che è criptovalute, che potrebbe sembrare per qualcuno forse minaccioso, per altri misterioso, ma insomma etica e criptovaluta possono stare insieme? Una grande fregatura, non c'è controllo. Allora, faremo tardi. No, la faccio breve, la faccio più scherzosa possibile. Allora, l'idea, diciamo, della tecnologia che ci sta dietro è abbastanza vecchia, non è così recente, però l'applicazione a quello che oggi conosciamo come criptovalute nasce immediatamente dopo l'ultima grossa crisi finanziaria, e secondo me non è un caso. Cioè, l'idea di separarsi da un mondo finanziario percepito come causa mali, come senza scrupoli, è una parte secondo me importante per spiegare questo genere di evoluzione di tecnologia. E lì dentro, come sempre, io ci vedo almeno due anime. Ci sono quelli duri e puri, cioè quelli che nel fascino di questa tecnologia distribuita senza nessuno che controlla, ma con grande trasparenza, io posso vedere quello che fanno gli altri, che hanno sviluppato e portato avanti alcuni dei progetti che sono ancora in vita oggi. Ma dall'altro lato, temo la maggior parte è stata attirata da questo mondo non per ciò che poteva fare di più diciamo disintermediato, di più distante dagli eccessi di un certo tipo di operatori finanziari, ma da quanto rendimento mi illudeva di poter raggiungere nel breve termine. Quello attira come miele molte più mosche rispetto alla tecnologia interessantissima che ci sta dietro. Ma per chiudere, non è un'idea che neanche le autorità europee, ma non solo, anche altri autori in altri paesi hanno bollato definitivamente come inutile, perché è allo studio, è in fase avanzata di sviluppo una tipologia, ma non solo in Europa, di criptovalute però gestite a livello di banca centrale. Se questo poi snaturi l'idea originale, filosofica, oppure se questo possa essere un modo per evitare gli eccessi che hanno attirato molti, questo staremo a vedere. Bravo. Grazie soprattutto per la sintesi. Don Ettore Maldati, concludiamo, a lei le conclusioni, abbiamo messo, come si dice, carne a cuocere tantissimo. Innanzitutto un grande ringraziamento al rettore della nostra università e al professore Dreassi per come ci hanno presentato in un modo molto, diciamo, appetitoso questo nostro incontro. Io farei una distinzione, sono un teologo purtroppo, l'etica Bintra e l'etica Vestra. A Bintra della banca e a Vestra, cioè banca e impresa. A Bintra della banca ci vuole una lettura seria, anzitutto del personale, come viene trattata la donna. Alcuni anni fa bisognava sottoscrivere che tu non puoi rimanere in gravidanza per 5-6 anni. Questo non è etico. Poi anche il trattamento tra la donna e l'uomo. Stamattina sono andato in banca per una questione, il direttore molto giovane, io c'ho molto da fare, è scaricato a una sua collega
una signora e confrontandomi dice: cosa vuole che abbia? Io avrei dato 2 sberle, ma sa, sono preti in pensione, è meglio sta fuori. Cioè, la persona che ti viene e ti chiede, ecco, tu non devi valutarla dal portafoglio, o devi valutarla dall'età, devi valutarla dalla domanda che ti chiede. Quindi l'etica, giustamente come dicevate voi, non una banca etica, l'etica nella banca, nei confronti dei dipendenti, ma anche nei confronti del capitale, da dove viene il capitale. Ecco qui allora la necessità, come dicevate, di un controllo. L'altro giorno sono stato a fare una cresima in un paese della Svizzera, che è sul lago di Lugano, posso anche dire il nome, Morcote, e il sindaco mi dice: vede, questi ruderi qua vengono tutti presi per pulire i soldi sporchi, e quindi le banche sono complacenti a tutto ciò, e quindi è necessario una grande, secondo me, valutazione. Io guardo il bicchiere metà pieno, non metà vuoto. Quindi la banca deve essere etica vinta al suo interno, con il personale e anche con la ricezione del capitale. La dimensione etica tra banca e territorio, certo il profitto però deve tener conto anche dell'aspetto umano, dice la dottrina sociale della Chiesa, cioè io devo fare in modo che i dipendenti di quella azienda possano acquisire quella competenza per il lavoro, ma anche una socialità all'interno della banca, cioè all'interno dell'azienda, che possa essere realmente una realtà di famiglia. Io ho presente un'azienda di Trieste, e in questa azienda i dipendenti si sono messi assieme e hanno creato una società di mutuo soccorso, cioè mediante anche un collegamento con la banca, far sì che ciascuno di loro ogni mese paga 3 euro e nel momento della necessità della famiglia oppure dei dipendenti, ecco, ci può essere l'opportunità di un aiuto. La domanda: perché allora non c'è all'interno della banca, io pongo un piccolo capitale e non c'è alcun interesse? Questo non è etico, perché io mi privo di qualcosa di immediato, lo investo, però o allora rischio di investire ma non sono competente e rischio anche di perdere. Ma il piccolo gruzzolo, quello che era una volta il risparmio, non ha alcun valore, e questa è una mancanza etica nei confronti della realtà a destra. Quindi il profitto, certo, della banca, ma il profitto anche che deve essere di colui o di coloro che costituiscono, c'erano le cosiddette casse di risparmio, e devono fare in modo che la vecchietta o il tizio che ha lavorato tutta la vita, quei 4 soldi non vengano lì a non dare, non essendo capace di investire, non rendono nulla. Questa è una mancanza etica, e quindi ovviamente se uno Stato è sociale non può non mettere, ma deve mettere mano in questa situazione. Il discorso del profitto, quindi un profitto serio. Lei, professoressa, ci ha detto che i giovani nascono etici. Io ho qualche problema. Anch'io. Se i giovani nascono etici, se vedo in giro, guardo i giornali, guardo la televisione, anche i nostri vanno a scuola con il coltello, che etica. Anche all'interno della famiglia manca che cosa? Una relazionalità. Dove sta? Io preferisco il bicchiere metà pieno, come dice lei, ma avrei un punto di domanda se i giovani nascono etici. E invece possiamo dire che ci sono delle banche che realmente nella dimensione ab extra creano le fondazioni, come la Cassa di Risparmio di Trieste. Quindi la fondazione serve, pensiamo a quanto fa, non voglio fare propaganda,
quanto ha fatto la Fondazione della Cassa di Risparmio per gli aspetti sociali della nostra città. Quindi la dimensione etica ab intra deve poter fare in modo che ci possa essere un ubicon system che, messo poi sul territorio, diventa utile a quella che è la società. Quindi che i giovani nascono etici, io c'ho i miei. No, chiudo, ho finito. Grazie. Ringrazio la Presidente dell'Anno Rinaldi Cioli, ringrazio il Vicepresidente Mediok, ovviamente dovete rimandare l'organizzatore e i nostri relatori, la Rettrice Vianelli e il Professor Meneazzi. Grazie, ringrazio voi ovviamente, spero che sia stato un convegno interessante e alla prossima, allora buona serata. Io sono sulla stessa linea di